Tutto in 90 minuti, Pro Favara e Don Carlo Misilmeri si affrontano nella semifinale playoff del girone A del campionato di eccellenza. Si gioca in uno stadio Giovanni Brucoleri di Favara pieno su entrambi i fronti, con la gradinata assegnata alla tifoseria giallo-blu e la tribuna assegnata invece per buona parte a sostenitori della squadra biancorossa, che torna all'antico, almeno dal punto di vista delle divise, e presenta ancora una volta il tandem pesante Balistreri-Manfrè, supportato questa volta da Lucera. Il fischio iniziale di una partita che parte subito forte in favore della squadra di Catalano, con il calcio d'angolo, lo stacco di Miano e la palla che finisce sopra la traversa per anche uno scontro fortuito con Pietro Balistreri. Insiste la squadra giallo-blu con Calagna che mette in mezzo il pallone, c'è una deviazione sul suo cross, la palla torna sui suoi piedi, conclusione col destro, si distende bene Marino e blocca. Primo tentativo della Don Carlo Misilmeri dopo una dozzina di minuti, la punizione di Lonigro, la palla che arriva sul secondo palo, Balistreri si coordina e calcia, c'è una deviazione con la palla che finisce in calcio d'angolo. Dall'altra parte però la palla arriva sui piedi di Giovanni Fricano che calcia col destro, c'è la deviazione di Retucci, fortuita ma decisiva, perché porta in vantaggio la Pro Favara. Tutti ad abbracciare inizialmente Fricano, poi quando ci si accorge che c'è stata la deviazione, soprattutto l'esultanza dell'ex Nissa, allora vanno tutti dal numero 9 che sblocca la partita in un momento decisivo dello stesso incontro delle Brucoleri che inevitabilmente esplode. Ma attenzione a quello che accade al 20°. Cossentino si libera del pallone, poi lo scontro con Vitolupo che rimane a terra. Non vediamo dalle nostre immagini la reazione dell'ex centrocampista del Dattilo, che si becca il cartellino rosso dopo quello assegnato al difensore della Don Carlo Misilmeri. Dunque, come stiamo per vedere, la partita per oltre 70 minuti si gioca 10 contro 10. Vediamo anche il fatto che la Pro Favara cerca di sfruttare gli spazi che inevitabilmente si creano con il cross dalla sinistra, stacca Retucci, questa volta Marino vola alla sua destra, mette il pallone fuori, poi libera la difesa della Don Carlo che deve ancora difendersi alla mezz'ora su questo calcio d'angolo. La palla arriva al limite dell'area, conclusione di Lapiana sopra la traversa, ma occhio al minuto 45 l'apertura di Cerniglia per Raimondo Lucera che prova a puntare in 1 contro 1, si porta al sinistro, effettua il cross, palla per la rovesciata di Luigi Vendola che torna al gol e lo fa in un momento e soprattutto in un modo pesante e fondamentale. La sforbiciata strepitosa dell'ex centrocampista del Palermo che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1, l'esplosione di gioia dello spicchio riservato ai tifosi della Don Carlo Misilmeri. Ma ora veniamo al secondo tempo, perché ha subito un'occasione la squadra di Aronica, il lancio di Lonigro a cercare la corsa di Balistreri, a vuoto i difensori della Pro Favara, conclusione di Balistreri precisa ma non troppo potente. Poi si accende Lapiana che in un fazzoletto controlla, calcia col sinistro a incrociare, spiazza totalmente Marino. Il gol del 2-1 ancora a segno Calogero Lapiana, giocatore fondamentale per la Pro Favara. Qui ancora la giocata con Retucci che riesce a liberarsi, ancora Lapiana che si libera, la palla sulla destra per l'inserimento, bravo Marino 2 volte a dire di no agli attaccanti del Pro Favara. Attenzione però al calcio d'angolo con la battuta sul primo palo, stacca ancora Lapiana che colpisce di testa e la palla che si insacca alle spalle di Marino, che forse non si aspettava il tentativo sul primo palo, ma fatto sta che ancora una volta come in campionato Lapiana trova la doppietta contro la Don Carlo Misilmeri. Don Carlo che però non si scompone, cerca di rispondere a 12 dalla fine, gran giocata di Manfrè che si libera, calcia col destro, palla che bacia il palo interno, finisce in fondo al sacco. 12 minuti da giocare, 3-2, Don Carlo che si rimette in carreggiata quantomeno per i supplementari, con la perla, la fiammata di Vincenzo Manfrè che consente ai suoi di crederci in questo finale. Spinge ancora la Don Carlo con il cross di D'Angelo, la palla che arriva dalle parti di Concialdi, poi il tentativo di Matera entrato al posto di uno stremato Balistreri, blocca Eire. Poi al 90° la giocata di Fricano con il cross, la palla che arriva al secondo palo, c'è la sponda a vuoto qui Camilleri, allora la palla è buona per Manfrè che propone al centro e salva sulla linea a evitare il tapin vincente di Giuliano la difesa della Pro Favara, che poi può spingersi in contropiede con De Luca che arriva con calma, la palla che viene messa al centro dell'area di rigore con Marino che cerca di uscire, in qualche modo rallenta la corsa del suo avversario e poi spaccata quasi da difensore, nega il gol che avrebbe chiuso i giochi. E allora ancora la possibilità per provarci la Don Carlo con Lonigro, è tutta schiacciata la Pro Favara, allora ci prova il playmaker della Don Carlo con un tiro dalla distanza che però si perde
fuori. E poi attenzione a quest'ultimo tentativo, veniamo anche impallati da chi cerca di fare un video da conservare per le proprie profili, per i propri profili personali. Allora ancora tentativo con De Luca che scheggia il palo, la palla finisce fuori, ultima preghiera per la Don Carlo, liberata però dalla difesa della Pro Favara. E allora dopo oltre 8 minuti il direttore di gara fischia 3 volte, vince la Pro Favara che si regala la finale playoff di girone contro l'Enna. Si chiude anzitempo la stagione della Don Carlo Misilmeri. Da Sportisile è tutto, alla prossima!